Corso principale di Santo Stefano, davanti alla preparazione della ricotta abbiamo incontrato anche il sindaco. Sindaco, allora, 20ª sagra del formaggio, un'iniziativa che riscuote sempre grande successo, grande interesse, anche perché dico, i vostri formaggi, le vostre tipicità sono da calamita a tanta gente che nonostante l'ora presto ancora stiamo vedendo affluire a questa partecipazione alla sagra. Ma io credo che la programmazione alla fine premia e quando si programma per bene qualsiasi tipo di iniziativa poi alla fine c'è una partecipazione straordinaria di pubblico e di consenso da un punto di vista territoriale. La Sagra del Formaggio, la 20ª, è soltanto la continuità di un progetto amministrativo che ha visto l'amministrazione comunale impegnata nella promozione del territorio. Noi ci siamo detti tutti insieme con il Consiglio Comunale e nella sua interezza cosa fare della nostra Santo Stefano. Abbiamo puntato in questi anni su due segmenti turistici importanti, il turismo relazionale e il turismo religioso. Col turismo relazionale abbiamo avuto una straordinaria incidenza per quanto riguarda l'albergo diffuso Quisquina, la promozione delle nostre eccellenze agroalimentari. Siamo stati presenti in moltissime fiere di settore, a Milano, alla Fiera del Mediterraneo, a Fa la Cosa Giusta, con un paniere unico di eventi. Abbiamo messo insieme tutte le attività produttive, tutte le attività ricettive del paese in un unico paniere organizzativo. Dopodiché questa giornata di festa la fa da corollario, perché oggi non solo promuoviamo il territorio nella sua interezza, ma poi ci sono queste eccellenze agroalimentari che la fanno da padrona, la nostra crema di ricotta, i nostri formaggi che hanno vinto anche il miglior pecorino DOP. Fra qualche minuto assisteremo alla realizzazione della torta del Pellegrino a cura del masterchef Giuseppe Sparacello, che ieri è stato a Rai 3 su Gheengeo, e poi oggi pomeriggio ci saranno tantissimi pasticceri della provincia di Agrigento che realizzeranno una mega torta di ricotta, circa 3.500 porzioni che saranno poi date gratuitamente a chi ci avrà l'onore di essere presente a Santo Stefano. Ci siamo spostati qui nella piazza, qui c'è il centro, diciamo, della manifestazione della 20ª Sagra del Formaggio. Ecco, Sindaco, vorrei ritornare su un particolare che mi è stato riferito da alcuni produttori. Ecco, il settore va bene, le prelibatezze dei formaggi sono molto ricercati, ma il grande problema è la viabilità. Ecco, in questo senso non è un problema solo di Santo Stefano, è un problema, diciamo, di tutta la provincia. Cosa si può fare per cercare di ovviare a questa problematica importante? E questo sì, è il tema dei temi. In questo momento la viabilità siamo veramente messi male, è una situazione disastrosa, è una situazione che va attenzionata. Devo dire che ci siamo attivati con tutta una serie di misure, con la strategia aree interne per esempio, con la SNAI abbiamo posto con forza il tema della viabilità, una viabilità che va attenzionata perché siamo totalmente isolati. La Cianciana Ribera per il versante diciamo, costiero è in situazioni disastrose, la provinciale Cammarata Agrigento, Cammarata Santo Stefano Quisquina in una situazione disastrosa. Abbiamo una situazione veramente di marginalità che va attenzionata. Per questo noi stiamo ponendo in essere tutte quelle iniziative anche da un punto di vista strategico con la SNAI, con gli altri enti, con il libero consorzio, perché di questo libero consorzio dobbiamo capire cosa fare, perché molta della viabilità è di competenza provinciale e per questo anche come ANCI abbiamo posto il problema al neogoverno regionale. La viabilità sicuramente è il tema predominante e su questo argomento dobbiamo lavorare tanto, perché non solo c'è la viabilità principale, ma devo dire ci sono anche tutte le arterie, diciamo, che riguardano la viabilità rurale che vanno attenzionate. Noi abbiamo moltissime aziende isolate e i comuni da soli non ce la possono più fare. Galsicani, Parcosicani, ecco, due elementi sicuramente importantissimi che vi hanno aiutato tantissimo, ma che continueranno a essere motore propulsivo di un'economia, in particolare per il GAL, il PSR 2014-2020 alle porte là per partire, quindi nuove opportunità per i giovani. Ecco, che appello lanciare a chi si vuole, diciamo, introdurre in un'attività invece di emigrare e andare via?
Ma guardi direttore, su questo argomento io scinderei i due piani, perché obiettivamente, mentre abbiamo avuto obiettivamente il GAL Sicani che ha lavorato benissimo, che ha speso tutte le risorse in modo straordinario dei fondi comunitari, e così come sicuro ora con la nuova programmazione, la 2014 dal 2020, già abbiamo fatto la presentazione, ci presenteremo all'appuntamento con grandissima puntualità, il discorso vale in modo diverso per il parco. Il Parco dei Monti Sicani, obiettivamente dobbiamo parlare con grande onestà intellettuale, fino a questo momento non ci è stato di grande aiuto, il nuovo direttore, il nuovo commissario, il dottore Gazzarra, sta ponendo in essere tutte alcune misure e alcuni interventi migliorativi, ma oggi dobbiamo dire che il parco non è mai decollato nella sua interezza. Per questo noi abbiamo chiesto un incontro istituzionale con tutti i sindaci al neo assessore Cordaro, perché il parco deve diventare non un vincolo ma una risorsa per le nostre aziende. Quindi scinderei le due cose, mentre il GAL Sicani sarà sicuramente ancora ulteriormente motore di sviluppo, il parco lo deve essere, ma oggi obiettivamente non lo ha dimostrato, anche se per noi sicuramente rimane uno strumento importante come volano di sviluppo turistico e ambientale del territorio. Lei mi dai là per il nuovo rapporto con la nuova amministrazione regionale, cosa si ci aspetta, cosa si può fare? Ma si aspetta tanto dalla nuova amministrazione regionale, devo dire abbiamo aspettato in questi mesi, speriamo che questo guado, questo impasse possa uscire fuori e che quindi si possa finalmente con la nuova finanziaria dare forza e dare vita a quelle misure importanti che i comuni aspettano. Ci sono le misure per gli enti locali, ci sono tantissime misure anche sui fondi comunitari che aspettiamo con ansia per far decollare la nostra economia, perché noi sui fondi comunitari aspettiamo tanto che appunto si attivino per dare via a importanti progetti di progettualità interna. Abbiamo visto non solo formaggi ma anche agricoltura, ecco, Salento abbiamo visto già le prime primizie di ciliegie, di albicocche, di pesca, la pesca di Bivona, cui anche voi fate parte, ecco, sono elementi importanti, no? per continuare a rilanciare l'economia e in particolare per chi vuole intraprendere il settore agricolo. Ma sicuramente il nostro territorio è un prodotto diciamo, storicamente portato alle attività agricole, zootecniche, agroalimentari tutte, ma non solo. A quanto detto da lei, dico, aggiungerei anche altri settori importanti. Noi abbiamo qui per esempio la riscoperta dei grani antichi, un'azienda locale che sta riscoprendo i grani antichi chiudendo la filiera, e questo per esempio è uno strumento importante di valorizzazione del territorio. Ecco, le nostre eccellenze sono queste, l'agroalimentare e l'agricoltura, su questo dobbiamo scommettere e su questo dobbiamo supportare le nostre attività produttive del territorio, così come gli olefici, così come i nostri casifici e così come anche la pesca di Bivona, perché noi, parliamoci chiaro, ormai dobbiamo ragionare come territorio, non solo come comunità di Sant'Ostiano qui Spina, quindi tutti questi strumenti di concertazione che la fanno da padrona per arrivare a uno sviluppo organico del territorio. Io poco fa parlavo di programmazione e quando parlo di programmazione parlo anche di programmazione territoriale nella sua interezza. Abbiamo accolto, ecco, l'invito del sindaco per venire a scoprire questa azienda particolare. Prego. Diciamo, noi ci occupiamo della coltivazione dei grani antichi siciliani, abbiamo proprio riscoperto queste varietà antiche che hanno numerose proprietà e qualità rispetto ai grani moderni. La particolarità di questi grani è proprio quella di avere un basso contenuto di glutine e anche un glutine meno tenace, quindi diciamo, i prodotti ottenuti da questi grani, quali le nostre farine macinate a pietra e la pasta, risultano essere molto più digeribili rispetto a quelle, diciamo, prodotte con i grani moderni. Fra i vari prodotti che potete vedere, diciamo, nel nostro stand abbiamo i legumi, abbiamo quindi i ceci sia interi anche le farine e poi tutte le farine, diciamo, prodotte con i grani antichi macinate a pietra. Li fate voi direttamente qui? Sì, la macinazione a pietra risalta proprio le qualità chimico-fisiche e organolettiche di questi grani. La pasta è una pasta, diciamo, artigianale, trafilata al bronzo e essiccata. Il processo di essiccazione è un processo lento, a bassa temperatura, che consente proprio di simulare l'azione del sole, proprio come facevano i nostri nonni quando essiccavano la pasta al sole, come si faceva una volta.
Mi preme dire che l'azienda è in biologico, quindi diciamo questo è un valore aggiunto ancora alla nostra produzione. Nel giro che ci ha consigliato il sindaco c'è l'azienda agricola Ferlita con una buona produzione di ottimo olio extravergine di oliva, prego. Sì, io onestamente produco olio extravergine d'oliva, siamo nei Monti Sicani, all'interno dei Monti Sicani, le nostre olive si trovano a un'altitudine da 560 a 750 metri, abbiamo un'ottima qualità, la prevalenza sono biancolille, però c'è anche una parte di cerasuolo e di nocellara, è un olio un blend molto buono che in pratica trova riscontro e siamo qui, vi aspettiamo, onestamente c'è poco da dire ma c'è molto da assaggiare, la qualità è eccellente quindi abbiamo il piacere di provare i nostri Il prodotti. vostro campo d'azione qual è? Locale o anche nazionale? Noi anche nazionale, in pratica forniamo anche dei gas al nord, riusciamo a vendere minutamente, stiamo iniziando a muoverci anche in questo senso. Santo Stefano Quisquina, 20ª sagra del formaggio. Non potevamo iniziare questo nostro viaggio nella sagra con la ricotta. Ecco, la ricotta che il signor Giuseppe sta preparando e che magari ci spiegherà quali sono i passaggi per arrivare poi al consumatore finale. Come vediamo c'è tanta gente che la sta aspettando. Ecco, cosa state facendo? Allora, abbiamo fatto riscaldare il latte, poi gli abbiamo aggiunto il caglio e abbiamo estratto la tuma. Il sero che è rimasto lo abbiamo messo nella pentola e fra un po' salerà la ricotta. Lei è un produttore della zona, come va? Il settore ci dica qualcosa in merito? Il settore va bene, però il problema sono qua arrivarci da noi. Questo è il problema principale, perché In che senso? le strade sono proprio disastrate. Io sono nella zona quasi tra Santo Stefano e San Biagio, potrei arrivare ad Agrigento facilmente, infatti mi tocca fare il giro. Quindi viabilità, problemi di viabilità, ma da un punto di vista diciamo, economico, il settore, ecco, parliamo anche del settore che è tipico del posto. Il settore va benissimo perché i prodotti sono genuini e appena l'assaggiano ritornano le persone. Ecco, lei prepara solo ricotta o ci sono anche altre specialità che voi fate qui? Ormai pecorino, ricotta, pecorino fresco, semistagionato e ricotta. Ecco, tra i formaggi quale viene preferito maggiormente? Il fresco o lo stagionato? Il semistagionato di più va proprio a ruba. Bene, la ringraziamo, buon lavoro, vediamo tanta gente che sta aspettando la degustazione, di assaggiarla. Continueremo questo nostro viaggio e vi faremo scoprire quali sono le bellezze di questa sagra. Allora, cosa sta facendo lei di bello? La tuma, stiamo prendendo la tuma, distribuendo la tuma. Cos'è la tuma? La tuma, dopo la quagliata viene la tuma. C'è la ricotta e la tuma. No, la ricotta viene dopo. La tuma praticamente è il formaggio, deve diventare formaggio, è il latte cagliato. E poi viene stagionato e diventa formaggio. Va bene.
Presidente del Consiglio del Comune di Santo Stefano Quisquina, siamo arrivati alla 20ª edizione, una sagra che ha sempre un effetto calamita, che nonostante non sia ancora tardi c'è sempre un mare di gente che viene, quindi vuol dire che la ricotta e i prodotti tipici sono sempre apprezzati. Sì, in effetti funziona bene, andiamo sempre a migliorare, perché ormai è diventata una grossa vetrina per Santo Stefano, per questo paniere di prodotti nostri tipici, dove il formaggio fa da traino, però ci sono tanti altri prodotti nostri tipici. Al formaggio si aggiunge l'olio, il miele, ora ci sono i grani antichi, la pasta fatta con i grani antichi, tanti altri prodotti tipici nostri, la frutta secca. Quindi questo paniere che noi offriamo ormai è diventato di riferimento, ormai si identifica con Santo Stefano. A questo chiaramente si aggiunge la nostra capacità adesso di essere ricettivi, di ricevere tante persone. Oggi noi vediamo tutta questa gente a Santo Stefano, ma queste cose le possiamo anche offrire ogni domenica, ogni giorno dell'anno, perché ormai dietro alle aziende tradizionali ci sono anche i giovani, sono subentrati i giovani. Nelle aziende agricole, zootecniche, all'esperienza dei genitori e dei nonni si sono aggiunti i giovani che scommettono su questa attività, che vanno a Milano, che si uniscono, che fanno rete e quindi creano un sistema unico. Si aggiunge anche la ristorazione, la pasticceria, cioè la trasformazione di tutti questi prodotti tipici, e questa offerta che c'è, il livello qualitativo dei ristoranti si è alzato di molto. Adesso qui è possibile mangiare anche la pizza con i grani antichi, persino la pizza dico, le conserve dei nostri prodotti agricoli. A questo chiaramente si aggiungono le nostre bellezze naturali, ambientali, le nostre emergenze architettoniche, l'eremo della Quisquina, la chiesetta di Monte San Calogero, la fattoria dell'arte, che ormai è diventata non solo l'icona di Santo Stefano ma anche un'icona della Sicilia con la Valle dei Templi. Quindi parlavo della capacità ricettiva, adesso abbiamo l'albergo diffuso a Santo Stefano che si aggiunge ai B&B che abbiamo, all'agriturismo. Abbiamo anche l'hotel Country Hotel di lusso con la piscina, che offre tutti i comfort dei migliori alberghi. Quindi io parlo sempre di un sistema Santo Stefano che ormai si è identificato, che va fuori, che va a Milano, si fa riconoscere e che crea tutta questa attrazione. Quindi la sagra, il ritorno alla sagra. Oggi questo è tutto concentrato, ma ripeto, il prossimo fine settimana chi vuole venire a Santo Stefano troverà tutto questo. Anche l'ex sindaco di Agrigento, Marco Zambuto, oggi qui a Santo Stefano, sicuramente una bella sorpresa. Come mai da queste parti? È una bellissima iniziativa organizzata qui a Santo Stefano di valorizzazione del territorio, dei prodotti locali, di tutte le cose veramente belle che ci sono in questa nostra meravigliosa terra e in questa nostra meravigliosa provincia. E poi il dato vero è che appunto dalle comunità, dai comuni, dai borghi, che si ristabiliscono i rapporti, ed è la manifestazione più vera che oltre al di là dei social network poi ci sono i rapporti veri, i rapporti umani, la capacità di incontrarsi e di scambiarsi affettività. Ecco, penso che sia veramente una bella giornata questa qui a Santo Stefano, soprattutto di grande promozione del territorio, di tutti i prodotti locali. È una bellissima iniziativa. Assaggiata la ricotta? Assolutamente sì, di grande pregio, veramente di grande pregio, molto buona, sia la ricotta che anche i formaggi. Una sagra che sta andando bene, almeno da quello che stiamo vedendo, quindi vuol dire che la 20ª edizione si programmerà anche la 21ª?
Assolutamente sì, noi come ben lei sa noi siamo a fine mandato elettorale, però a prescindere dalla prossima amministrazione noi come amministrazione Cacciatore abbiamo lasciato un'impronta molto ma molto importante per quella che è l'organizzazione della sagra. Noi negli ultimi anni abbiamo cercato di organizzare la sagra come volano intanto per la conoscenza del territorio e soprattutto dei nostri prodotti tipici, caisero, formaggi, ricotta e tutto quello che il nostro territorio produce, ma poi proprio una pubblicità nel senso buono di quello che è il nostro territorio, il nostro paesaggio, i nostri boschi, il nostro paese, quella che è la nostra cultura, che è una cultura bella, di ospitalità, di accoglienza verso quelli che sono le persone che vengono da fuori. Penso che la sagra del formaggio sia un'ottima informazione per i cittadini e sia per i consumatori, perché qui Santo Stefano penso che sia la patria del chilometro zero e delle produzioni agricole. Qui stamattina si è di tutto e di più, sia dal latte, dalla ricotta, al formaggio, dell'ottimo coso. Quindi la genuinità dei prodotti e soprattutto la qualità, altissima qualità. Attualmente i consumatori possono, diciamo, accedere a tutto questo. Penso che la politica intrapresa dall'amministrazione comunale sia molto a vantaggio dei consumatori e sia soprattutto dei cittadini, organizzando sagre e quant'altro di questo genere. L'Istituto Luigi Pirandello di Bivona ogni anno è sempre presente alla Sagra della Ricotta, quest'anno presente anche alla 20ª edizione. Ne parliamo con il responsabile, con uno stand formato qui dai ragazzi che fanno anche alternanza scuola-lavoro chiaramente. Sì. Cosa state preparando e cosa offrite? Allora, intanto in collaborazione col Comune di Santo Stefano stiamo cercando di organizzare questa Sagra del formaggio per cercare di valorizzare i prodotti tipici del luogo. Noi come scuola abbiamo preparato diverse preparazioni che abitualmente non vengono preparate. Abbiamo fatto 2 dolci e 2 salati. Come dolce abbiamo fatto delle crepe al cioccolato ripiene con ricotta, con un po' di topping e pistacchio sopra, mentre per quanto riguarda il salato abbiamo fatto dei finger food con rucola, olio, ricotta. Nell'altro abbiamo fatto degli involtini o dei cannolicchi, se li possiamo definire, con il primo sale, sempre salato, dove abbiamo messo dei pomodori secchi. Queste sono le preparazioni che noi abbiamo fatto, ma tra l'altro c'è da dire che a noi quello che ci preme di più non è tanto partecipare, perché noi non abbiamo nessun tipo di introito, ma è valorizzare la scuola e valorizzare soprattutto il territorio, quindi la nostra professione e il nostro istituto.
Siamo con il dottor Giuseppe Adamo della Proloco di Santo Stefano per fare anche un po' un consuntivo su questa 20ª sagra. Ma penso che sia anche quest'anno sia stato un buon riscontro di visitatori, di camperisti, di pullman, di gente che è venuta un po' da tutta la Sicilia. Il tempo ci ha accompagnato, ma soprattutto il grande richiamo è il formaggio, la ricotta, i prodotti tipici. Dove c'è qualità c'è anche pubblico. Fate tante iniziative, no? Tantissime, il trekking in particolare è una cosa, diciamo, molto richiesta qui nella zona. Sì, quest'anno come Proloco abbiamo dato il nostro contributo alla sagra con 2 iniziative. Una maratona fotografica che è partita ieri pomeriggio e che si completerà oggi pomeriggio, una 24 ore in cui dei fotografi, anche questi provenienti un po' da tutte le parti della Sicilia, stanno girando tutto ciò che il paese ha da offrire, le chiese, le opere d'arte in partenza, il Teatro di Andromeda, l'Eremo, le opere d'arte in paese, ma anche i laboratori degli artisti, vicoli, tutto insomma. Le aziende agricole, transumanza, un po' tutto quello che noi abbiamo. Ci presenti qui, vediamo delle ragazze con piccole guide per grandi opere. Sì, sono i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Maestro Lorenzo Panepinto del nostro paese che anche quest'anno insieme alla Proloco hanno fatto da mini guide, hanno spiegato, posizionati in alcuni punti del paese, hanno fatto da guida ai turisti. Sentiamo una di loro. Buongiorno, mi chiamo Luisa, come già è stato detto faccio parte delle mini guide, progetto accurato dalla Proloco e dall'Istituto Comprensivo Maestro Lorenzo Panepinto. Io mi trovavo alla casa di Lorenzo Panepinto, esponente molto importante stefanese, nonché quindi siciliano, che si è battuto per favorire ovviamente le imprese dei contadini ed è stato ammazzato appunto per questo dalla mafia. Io ero alla Chiesa Madre, sono Vetturio e la Chiesa Madre è stata costruita secondo la tradizione nel XIV secolo per volere di Federico Chiaramonte. Nel 1500 la famiglia Juizzi ne volle il rinnovamento ed è stata demolita e ricostruita da capo. Nel 1774 la chiesa è stata consacrata da Monsignor Antonio Lanza, che era il vescovo di Agrigento. Nel 1987 un santo stefanese è stato appunto nominato santo da Giovanni Paolo II. C'è una lapide all'interno della chiesa che ricorda l'anniversario della sua santificazione. Lui è stato battezzato il 1 novembre 1598. San Francesco di Sales. In questa chiesa risale al 1700, ma a causa di molte frane ci sono stati molti ristrutturamenti. Allora, la chiesa appunto risale al 1760 e presenta molti quadri, di cui alcuni sono autori ignoti. Allora, ci sono specialmente 2 dipinti che sono stati fatti dai fratelli Manno. Poi l'altare è fatto in 2 tipi di marmi molto pregiati, che sarebbero quello di Castronovo e quello di Carrara. Poi là ci sono anche le statue che vengono portate in processione per il Venerdì Santo, quindi l'Addolorata e Gesù. Sarà realizzata la torta del Pellegrino a cura del maestro pasticcere Giuseppe Sparacello. Ecco, ce l'abbiamo qui, tra qualche minuto lui inizierà la sua produzione. Prego chef, pastry chef. Sì, ci troviamo qui a Santo Stefano appunto insieme al sindaco. Oggi realizzeremo la torta del Pellegrino, una torta che ha quasi 1 anno di vita, pensata e ideata per i cammini francigeni di Sicilia. All'interno del dolce troviamo naturalmente tutti i prodotti del territorio, dalle mandorle agli agrumi, limoni, arance, la ricotta che oggi qui fa da padrona a Santo Stefano, e quindi vi aspettiamo tra poco per farvi degustare questa bontà. Le piace la sagra qui, come una sua valutazione? Ma la sagra sì, perché valorizziamo sempre quello che sono le eccellenze del territorio, che oggigiorno è la cosa più importante che possiamo fare. Cos'è che promuovete in questo stand? La festa di Santa Rosalia, patrona di Santo Stefano e Quisquina. La festa si svolgerà dal 2 al 5 giugno del 2018. Il programma prevede
lo spettacolo di Luna Farina, Giorno 4, lunedì 4 alle 21:15 ci sarà lo spettacolo di Luna Farina e poi il martedì, il 5, ci sarà la solenne processione che porta al convento della Quisquina. E la festa si concluderà la sera, il martedì sera, con i giochi di artificio. Non potevamo non mancare e chiudere questo nostro speciale con lo stand centrale qui nella piazza di Santo Stefano. Ricordiamo che TVA sta seguendo questa 20ª edizione della Sagra con Eleonora Bullara Caiazza. Ogni anno lei prepara sempre le sfinge, ci facciamo spiegare quest'anno quali sono le novità, se magari ha aggiunto qualcosa di particolare. Nelle sfinge particolarmente no, però nello stand quest'anno possiamo ammirare tanti prodotti, tra cui, facendo una veloce carrellata, praticamente abbiamo le crostate, le cassatine tradizionali, le sfinge appunto che sono calde, abbiamo i bocconcini, gli ciardoni, i cannoli, nonché le panelle dolci, una classica ricetta siciliana, praticamente è stata tramandata da generazione in generazione e quest'anno siamo riusciti a farla riaffiorare. Continuiamo questo viaggio qui nello stand centrale del Cuore, perché Eleonora ora ci presenterà le sue colleghe e ci dirà che cosa stanno facendo. Sì, passiamo la parola qui alla collega Giussi che per il primo anno è tra noi e ci presenterà appunto queste panelle dolci. Buongiorno a tutti, sono Giussi, è la prima volta infatti che sono in questo gruppo. Ho fatto le panelle dolci, è un dolce antico che faceva la mia nonna Angela, che ora non c'è più, ed è un dolce semplicissimo che si fa a forno. Si prepara? Sì, si fa con farina, latte, ammoniaca, zucchero e uova. Poi si taglia bella calda perché sennò poi non si può tagliare più e si farcisce con crema di latte oppure con ricotta e una spolverata di zucchero a velo. Eleonora, ora andiamo a conoscere qualche altro prodotto, prego. Sì, possiamo parlare magari con Rosalia perché quest'anno è anche essa tra noi per il primo anno. Presentiamo appunto Rosalia che ha preparato in questa occasione della 20ª Sagra i bocconcini. In questo caso. Allora Rosalia, come si preparano i bocconcini? Allora, i bocconcini inizialmente si fa bollire l'acqua con l'olio di semi, successivamente inseriamo la farina e poi li mettiamo nello sbattitore con le uova e il lievito. Oggi solo ricotta, no? Crema niente? Solo ricotta. Per farla in questo caso sto preparando la tradizionale cubaita. Rosalia, allora dici Buongiorno. come si fa velocemente. Zucchero, miele, limone e mandorle. Si cuociono. Si cuociono e poi si mette sul marmo e si modellano con i coltelli e poi si aspetta che si raffreddi e poi si taglia. Poi sul fuoco zucchero e miele cotto, si fa caramellare, si mette un po' di limone e poi si mettono le mandorle. In modo che si amalgama per poi fare il torrone? Sì. Si fa rassodare un po'? No? Sì, si fa raffreddare un po', se no non si può tagliare, perché le mandorle si sbriciolano. In questa sagra abbiamo la collega Fabiola, anch'essa è il primo anno tra noi, e in questa occasione ha preparato gli ciardoni. Come si preparano? Qualcosa veloce? Allora, farina, abbiamo mescolato farina, strutto, zucchero, uova, ammoniaca che serve a farli lievitare, poi abbiamo cotto il biscotto attorno alla canna e abbiamo glassato diciamo con zucchero e acqua e abbiamo ricoperto con le mandorle tostate e tritate e poi abbiamo riempito con crema alla ricotta. Apprezzati dalla gente? Sì, moltissimo, stanno finendo infatti. Bene Eleonora, ora vediamo tu, ci fai vedere un po' le tue sfinge così diciamo diamo il saluto a questa 20ª sagra. Queste qua sono ormai quasi pronte, prossime alla scolatura, li estraiamo dall'olio, li mettiamo a sgocciolare. Benissimo. Diciamo perdono un po' l'olio, no? Perdono un po' d'olio perché devono perdere, sono sgradevoli se no al gusto e li facciamo letteralmente saltare in una ciotola con lo zucchero. E sono pronte da gustare. Bene, da Santo Stefano allora Eleonora ci fa il suo saluto a tutti i telespettatori di TVA che vogliono venire sempre a Santo Stefano. Arrivederci al prossimo anno, sempre con noi.